Allora, questo progetto qua è stato finanziato con dei fondi PNRR con un bando che scadeva il 26 maggio del 2024 in piena campagna elettorale. Non sapevamo ancora ovviamente come andava la campagna, però abbiamo deciso di aderire proprio per non privare la cittadinanza e i più vicini di questa importante opportunità. Il 15, 14-15 di giugno ci è arrivata la comunicazione che siamo stati vincitori di questo bando per 864 mila euro. Tutto bene, tranne il fatto che il progetto deve essere approvato, finanziato e aggiudicato entro il 31 ottobre del 2024, quindi praticamente una corsa contro il tempo. Abbiamo individuato da subito il gruppo di professionisti per la progettazione. La prima scadenza per il progetto di fattibilità e il quadro economico era stata praticamente a Ferragosto. Con la metà di settembre invece bisogna approvare sia il progetto definitivo esecutivo e il quadro economico complessivo, compresa anche la linea di finanziamento, perché è pur vero che noi abbiamo 864 mila euro di fondi, però è anche vero che il progetto costa, l'opera nel suo insieme costa 1.700.000 euro, quindi abbiamo dovuto attingere a fondi propri anche tramite mutuo per i restanti 836 mila euro. È stata un'occasione ed è un'occasione importantissima, andiamo a colmare praticamente una lacuna esistente nel patrimonio comunale e diamo una risposta immediata a quelle che sono le esigenze da tempo viste per quel che riguarda proprio la fascia di età fra 0 e 3 anni.